San Sperate è un paese da scoprire, è un paese dove non puoi fare un itinerario statico, è un paese dove le persone si devono perdere. Tutti ci chiedono, giornalisti, perché avviene questa cosa a San Sperate, che cos'è che c'è di particolare. Tutto nasce di uno semmene, Sodrigo, San Matta Fruttuosa, e sa bellezza nasce del suo semmene e del suo desigio. L'avventura è partita 50 anni fa, merito di un lungimirante artista, Pinuccio Sciola, e quindi tutti infervorati da queste idee, queste proposte meravigliose di esprimere noi stessi attraverso l'arte e attraverso l'entroterra culturale del nostro paesino arcaico, agricolo, ma pieno di risorse. Abbiamo pensato, soprattutto nel primo momento, di celebrare la nostra storia attraverso i murales. Quando ho cominciato questo viaggio, un mangiano del suo mese lampadas, un viotto de biccioccoso, ma coccoso. Decidenti di cambiare i colori de sabida. Di antorroscius colores de sa terra, i murus a colore terra, sargenti a colore terra, subani a colore terra. Pinuccio Sciola, che è stato forse il profeta di tutta questa storia, lui studiava già arte e viaggiava, dice: ma perché con un po' di colori? Ma vedete queste lenzuola che addobbano i muri, no? Per Corpus Domini, ma queste sono delle tele, dipingiamo i muri. Si è iniziato per gioco. Sei Maccusi, siete pazzi. I giornali scrissero: è nata una via spagnola in un piccolo centro vicino a Cagliari, perché prima in Spagna come in Grecia erano tutte bianche. E da lì l'avvio a questa grandissima rivoluzione. Questa azione di appropriazione dello spazio pubblico e di cambiamento ha dato le basi per scrivere una storia, una nuova storia per il paese. Cioè una parete bianca era come un foglio bianco su cui poter cominciare a scrivere il futuro. Quanto più si andava avanti, più si cresceva questo movimento, che io l'ho chiamato movimento già da subito, sia il teatro e sia i muralismi. Il Paese Museo è stato un progetto sociale e culturale. Pinuccio ha iniziato a fare quello che ormai si fa in tutti i paesi, queste famose residenze d'artisti, invitando le persone che conosceva in giro per il mondo a lasciare nei muri del suo paese dei lavori. Qui era un continuo via vai di personaggi famosi o personaggi normali e tutti si stava sullo stesso piano, non c'era una gerarchia di importanza in base al mestiere che si faceva. La cosa principale non è tanto la pittura, ma è l'incontrare la gente e dialogare con la gente. Questi artisti che venivano, poi dovevano mangiare. E non tutti li ospitavano, allora avevamo organizzato le cucine. Qui la gente voleva venire e chi approdava a San Sperate, anche se per poco, si arricchiva
ed arricchiva il nostro paese. Mio babbo diceva il muralismo era solo un pretesto, un grande pretesto per stare insieme, per condividere. Si facevano murales, si faceva teatro, si faceva una serie di attività, si andava a vedere mostre, si facevano provocazioni cittadine. Pinuccio ha portato la comunità attraverso il suo fare e noi diciamo sempre che siamo fillus de un muro bianco, siamo figli di un muro bianco. Questa energia ha fatto sì che San Sperate diventasse una sorta di centro di accumulazione, un attrattore che ha attratto tanti nuovi residenti e tra cui degli artisti come ad esempio Pablo Volta, che ha deciso di vivere qua la sua vita. Ogni movimento, ogni cosa era un colore. Per cui, vissuto in mezzo ai colori, non potevamo che tramutare tutto in colori. Tant'è che quando è nato il progetto Concambias, anche lì abbiamo buttato i colori. Sono sempre state dei momenti di nuovo impulso, per cui la celebrazione del 25ennale, del 30ennale, sono stati appunto dei richiami in cui tramite delle azioni performative di festa si è data nuova linfa vitale a questo movimento. Nei primi anni 2000 Pinuccio, insieme a Mariano Corda e Paolo Lugi, ha cercato di dare una nuova forma, mettendo l'accento sul fatto che l'arte debba essere fruibile da tutti. Il lavoro è stato un lavoro comunitario sin dalle origini. Ciò che è stato seminato 50 anni fa, oggi è ancora vivo, con persone nuove, persone diverse, persone che operano in modo differente e che fanno la differenza, sta proprio qui. Se si lavora con le nuove generazioni, con i bambini e si trasmette questo testimone, credo che il movimento del Paese Museo non si fermi. Il futuro noi lo vediamo come scommessa, stiamo continuamente preparando dei progetti che avvicinano artisti di tutto il mondo ad operare nel paese, ad avere contatti con le persone, con la gente. Per fortuna siamo riusciti a tenere quello che è la nostra identità e a sostenere nel pensiero quello che è l'innovazione futura, la nostra voglia di collegarci con il mondo. È come spiegare il motivo per il quale ci si innamora. Tutti continuiamo ad amare fortemente il nostro paese e del nostro paese, della bellezza che gli altri ci hanno lasciato, di quello che resta e di quello che sarà, potremo continuare a vivere. Una giovane architetta campana è convinta che nelle falde di San Sperate ci sia qualcosa di magico, che l'acqua che beviamo, che viene utilizzata per innaffiare le pesche e le arance, generi qualcosa nelle persone. San Sperate è diventata una comunità di eccellenza
E questo grazie a un pensiero, a una visione. L'arte è una cosa che può essere praticata da tutti. In vita nostra, po' 50 anni su, colore di cielo, i muri di terra si due spriga sul mondo. Questo è il comienzo di tutto questo viaggio si è scominciato.